Bentornati a Pianura a Tavola, la rubrica di cucina di Pianura News. Oggi presenteremo un piatto autunnale, la pasta ai fagioli. Il clima influisce sul modo di mangiare e sulla necessità di alcuni cibi. Ora, la pasta ai fagioli è sicuramente un piatto invernale. Questa unione fra i fagioli e la pasta è molto interessante dal punto di vista nutrizionale. Gli ingredienti dovrebbero accontentare il dottore oggi perché non c'è soffritto, ci sono i fagioli che sono i legumi importantissimi per la nostra alimentazione e la pasta. E la pasta, in questo caso la pasta all'uovo, le verdure, carote, sedano, lo spicchio d'aglio, la cipolla, poi l'olio extravergine di oliva. Qui volevo dire sulla pasta che evidentemente la pasta fatta in casa ha come determinante di qualità la qualità della farina che si usa per farla. So che Roberta ha preparato questa pasta utilizzando una farina di un mulino della nostra zona che ha prodotto una serie di farine macinate a pietra con una macinatura che è particolare, che permette di mantenere nella farina una quantità importante di fibra. Ora, la fibra è un alimento importantissimo, serve molto nella nostra alimentazione prendere della fibra, la possiamo prendere dalle verdure, la possiamo prendere dalla pasta, la possiamo prendere dal pane, la possiamo prendere da molti alimenti. La fibra è importante per due motivi. Uno, perché regola il transito intestinale e quindi fa un po' da modulatore di velocità nel transito intestinale e quindi rallenta anche l'assorbimento degli zuccheri contenuti nella pasta. La pasta di per sé ha un basso indice glicemico, ma la pasta ricca di fibra ha un indice glicemico ancora più basso e quindi non abbiamo grossi impatti sulla glicemia e sull'insulina. L'altro motivo per cui è importante la fibra è che la fibra fa da spazzino del nostro intestino e quindi contribuisce a pulire in maniera adeguata il nostro intestino e a liberarlo da composti tossici. Altra cosa importante della fibra, regola la motilità intestinale. Nell'alimentazione moderna, nell'alimentazione di fast food, noi abbiamo cibi senza fibra e quindi abbiamo problemi di stipsi. Con la fibra naturale presente nella farina, presente nelle verdure, noi diamo una normale regolarità al nostro intestino. Da ultimo, ma non da ultimo, la presenza di fibra nella nostra alimentazione serve a prevenire molti tumori, in particolar modo quelli del colon, cioè della parte terminale dell'intestino, e protegge il cuore. Protegge il cuore perché la fibra limita l'assorbimento del colesterolo e questo certamente giova alle nostre arterie. Possiamo cominciare con la preparazione. Prima di tutto i fagioli li mettiamo dentro la nostra pentola di coccio e li copriamo di acqua fredda. Mi raccomando, sempre a freddo l'acqua, nessun soffritto. Devono cuocere almeno un'ora e mezza e naturalmente cominciamo a farle bollire. Pian pianino poi si dovrà schiumare perché i fagioli bollendo formano quella schiuma che non è buona, si schiumano e solo alla fine, quando hanno preso bene il bollore, possiamo aggiungere le verdure. Potete tritarle anche più sottili, ancora meglio, e poi le mettiamo insieme con i fagioli quando questi hanno preso il bollore. Ora mettiamo un po' di sale sui nostri fagioli mentre si stanno bollendo e li lasciamo cuocere tranquillamente. Possiamo anche coprirli, lasciarli cuocere a fiamma piuttosto bassa fino a quando hanno assorbito tutta l'acqua che abbiamo aggiunto. A fine cottura questo è l'aspetto dei nostri fagioli cotti. Sono ottimi, poi naturalmente bisogna aggiungere un filo d'olio quando ho finito. Se li usiamo solo come contorno lo aggiungiamo subito l'olio, altrimenti lo possiamo mettere alla fine quando abbiamo cotto la nostra pasta. Per fare la nostra pasta ai fagioli naturalmente adesso dobbiamo aggiungere un liquido e questo liquido è un brodo vegetale. Tagliamo i maltagliati che proprio per il loro nome possiamo farli un po' come vogliamo. Belli larghi. Comunque di solito si fanno così. Vanno bene così larghi? Ti piacciono così o li piace anche più larghi? Li facciamo più larghi, accontentiamo. Un po' così, anche, potete fare come... anche leggermente più larghi, puoi fare anche delle strisce di 2 cm. Proviamo. Poche strisce grandi che mettiamo poi allora, questo poi va a gusti, nel senso che ognuno lo mette un po' come vuole. Allora, pasta bella larga. Allora ascoltiamo. Perfetto, poi vi accontentate. Eccoli qua, quelli che piacciono, quelli di casa, ecco, quelli di casa. Non li facciamo lunghi, però li possiamo spezzettare, però questa è la dimensione giusta che prende bene il brodo. Ecco, allora
Vedo. Ci dà anche una certa quantità di pasta che ci fornisce quell'energia Di cui che abbiamo fa bisogno. Ecco, qui bisogna però precisare una cosa sull'energia. Sì. Molte persone dicono: ah, ma io, dottore, se non mangio non riesco a lavorare, non ce la faccio. Ecco, le persone che hanno qualche chilo in più devono sapere che per un chilo di grasso ci sono 8.000 calorie. Quindi 8.000 calorie significano 20 ore di attività intensa. Molte volte per noi è solo un fatto cerebrale, cioè se non mangiamo ci sembra di non avere energia, ma è un'energia di testa. Invece un po' di pasta, mangiata anche la sera magari, o comunque durante il giorno, ci dà una buona ricarica di carboidrati che possono conciliare il sonno e soprattutto ci tengono su di umore. Questo perché? Perché i carboidrati sono il nutriente fondamentale del cervello. Il nostro cervello va solo a carboidrati e nella nostra alimentazione devono essere presenti. Nella dieta mediterranea il 65% di quello che noi mangiamo deve essere fatto da pane e pasta, e invece in realtà nell'alimentazione di tutti i giorni noi abbiamo abolito il pane e abbiamo abolito la pasta. E questo è un male. Questo è un gravissimo errore. Però noi il pane lo rivaluteremo In una prossima prossimamente, puntata. sempre Bene. con la nostra petra. Bene. Allora questi sono i nostri mantagliati, stile dottor Pierpaolo, quindi Belli larghi. belli larghi. Esatto. Questi sono lo stile mio un po' più piccini, ecco, e poi questa va naturalmente fatto cuocere insieme ai fagioli e al brodo vegetale. Se vogliamo ancora rendere ancora più saporita la nostra pasta ai fagioli, possiamo aggiungere un pezzettino di prosciutto, il pistello, la parte finale del prosciutto, oppure anche un osso di prosciutto. Già però è buona così. Ora buttiamo i nostri maltagliati. Ecco, e li facciamo bollire pochi minuti. La nostra pasta fagioli è pronta. Possiamo mettere benissimo in queste zuppierine che, oltre ad essere molto graziose, tengono anche bene caldo. Pasta ai fagioli è buona anche tiepida, ma magari d'estate. Un filo d'olio, una macinata di pepe, che ci vuole sempre, e il nostro piatto è pronto. Dobbiamo dire due cose però sulla pasta ai fagioli: piatto completo, piatto sicuramente adatto a questa stagione. Questo piatto, che può essere benissimo un piatto unico, diventa un piatto che dà tutto quello che serve sul piano dell'apporto proteico. Ecco, questo è l'esempio di come un piatto povero possa egregiamente sostituire la carne e possa diventare un piatto unico validissimo. L'altra cosa importante è che questo piatto, sia per la farina con cui abbiamo fatto la pasta, sia per i legumi, che naturalmente sono molto ricchi di fibra, è un piatto che si presta bene per esempio anche all'alimentazione del diabetico. Quindi è un piatto che può benissimo essere utilizzato anche da coloro che hanno problemi di intolleranza glucidica o di diabete tipo 2. Piatto completo, piatto adatto anche ai vegetariani, che possono in questo piatto trovare dei validissimi sostituti alla carne. Noi vi diamo appuntamento al prossimo mese, il mese di dicembre. Presenteremo un piatto classico del Natale che non può mancare sulle nostre tavole, il bollito di Natale, con tutte le varie salse, e vedrete che ve ne farò conoscere magari qualcuna che ancora non conoscete. Grazie e arrivederci. Arrivederci.